Grido d'allarme lanciato dai residenti a Tencarola. Vicino alla scuola elementare Don Angelo Bertolin e più precisamente in via Combattenti per l'Italia vengono frequentemente rinvenute siringhe e sangue sotto i portici dei palazzi. La zona, riparata da occhi indiscreti grazie alla presenza degli alberi che impediscono un controllo dalla strada e ai palazzi stessi, è diventata un porto di mare per i consumatori di stupefacenti. Ora c'è preoccupazione soprattutto per i bambini che frequentano assiduamente i palazzi, ove è ubicata una gelateria, e che di mattina sono crocevia di studenti che si recano a scuola. I residenti chiedono più controlli da parte delle autorità competenti. Approfondiremo maggiormente la questione mercoledì durante il settimanale E. Sfishamber Channel News, Tencarola di Selvazzano.